Daydreamer anticipazioni del 7 settembre. Sanem farà a Jeanne un regalo speciale. In questa puntata Fabri si presenta in agenzia con la pretesa che Sanem firmi un contratto che la vincoli a cedergli il suo profumo, ma Jeanne interviene e reagisce impulsivamente, mettendogli prima le mani addosso e poi firmandogli un assegno con il doppio della cifra che Fabri ha richiesto, senza però riflettere sulle eventuali conseguenze per la compagnia. Quindi, dopo aver invitato Fabri ad andarsene, prende Sanem da parte chiarendo una volta per tutte che il suo profumo, quello che non ha mai dimenticato dal primo bacio con Sanem come Albatros, appartiene solo a lui. Sanem torna a casa e pensa a quanto accaduto. Felice nel ricordare le parole di Jeanne, si mette subito all'opera per realizzare un profumo da regalargli. L'indomani in agenzia segue un dolcissimo momento tra Jeanne e Sanem, in cui traspare la passione che li lega. Sanem gli consegna il profumo che ha realizzato per lui, realizzato con un fiore molto raro uscito dal sottosuolo in primavera. Sanem gli dice di lasciare che qualcuno ne senta l'odore, ma mentre sono con i visi vicini e ardenti di passione arriva il solito Gégé a interrompere l'idillio. Rimasto solo, Jeanne appare compiaciuto e felice di quel regalo che continua a rigirare tra le mani. Legge anche il biglietto mentre Sanem lo osserva dalla sua postazione. I loro sguardi si incrociano emozionati e i loro sorrisi parlano da soli. Successivamente in agenzia parlano di un'eventuale telecamera che sta consentendo a qualcuno di spiarli e di rubare alcune idee. Viene interrogato pure il guardiano, il quale riferisce della visita di Aline mentre l'agenzia era impegnata nel campeggio. Si comincia a cercare un po' ovunque la telecamera, che in realtà è stata portata via da Mirré, inconsapevole che Sanem l'abbia visto. Egli infatti è a casa, guarda e riguarda la sfera, poi si sente al telefono con Aline, alla quale dice che vuole guadagnarsi la fiducia del fratello. In agenzia intanto Sanem ricorda che quando lei e Jeanne hanno elaborato la nuova campagna, nel suo ufficio c'era una sfera con la neve. Si chiede dove sia finita ed Hélène dice di averla messa nel suo ufficio. Sanem e Gégé escono dall'agenzia e parlano della questione della sfera. Gégé le consiglia di parlare al più presto con il signor Jeanne. Mentre i due sono fuori sede, Seida e Gamze si recano in agenzia e Seida e Jeanne parlano a lungo. Nel momento in cui si salutano abbracciandosi, Seida nota il profumo di Jeanne e gli dice che è veramente buono. Lui le dice che non è un profumo con un marchio, ma che sta mettendo sul brand il nome di Albatros. Sanem torna in agenzia e si reca nell'ufficio di Jeanne, dicendogli che deve parlargli di qualcosa, ma Jeanne la interrompe raccontandogli della visita di Seida e del fatto che la donna abbia gradito il suo profumo. Sanem gli chiede come abbia fatto a sentirlo, esternando così la sua gelosia. Mentre lì Sanem viene a sapere che Jeanne sta cercando di vendere il suo villino di montagna per colpa di quanto accaduto con Fabri. Così gli fa presente che lui ama quella casa, ma Jeanne le risponde che nulla è più prezioso di lei. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!